Papa Francesco trascorre il suo 6° anniversario di pontificato ad Ariccia nella casa del Divin Maestro insieme ai rappresentanti della Curia Romana. Qui da domenica scorsa il Santo Padre sta trascorrendo la settimana di esercizi spirituali predicati dall'abate di San Miniato al Monte di Firenze Bernardo Francesco Maria Gianni, benedettino olivetano. Il tema delle riflessioni del predicatore, il presente di infamia, di sangue e di indifferenza, è tratto dai versi del poeta Mario Luzi in Felicità turbate, la poesia dedicata all'abbazia fiorentina nel dicembre del 1997. Il predicatore si sofferma su uno dei 3 segni del male, l'indifferenza, così estranea alla portata caritativa del poeta Luzi e dell'azione politica di Giorgio La Pira, cattolico fervente, un politico, un terziario francescano, un costruttore di pace. I tanti aspetti della sua vita e della sua attività nelle parole del presidente della Fondazione La Pira, Mario Primicerio, ospite recentemente di un incontro a Genova. Senza la fede di La Pira non si capisce nulla. La Pira è uomo di fede profonda ed è profondamente laico. La Pira non è un clericale. La Pira prende la sua responsabilità, La Pira dialoga con tutti coloro che possono accompagnarlo in un tratto della strada che vuole percorrere, ma nello stesso tempo conserva questa sua forte personalità, quella sua forte identità. Giorgio La Pira è rimasto sempre fedele alla ricchezza dell'ispirazione cristiana, dedicando il suo impegno formativo soprattutto ai giovani, per i quali il suo insegnamento, anche in ambito politico, resta sempre attuale. Dobbiamo riuscire a pensare e a insegnare specialmente ai giovani che tra le possibili opzioni della loro vita c'è anche una militanza politica specifica all'interno delle istituzioni, all'interno dei partiti. Se non si ricomincia così è difficile modificare la società.